È inutile che scuota la testa la scuotono i cagnolini che una volta mettevano dietro le macchine. Lei deve dare una risposta a quello che le ho detto. Per quanto riguarda l'assessore Garbuio, vede assessore, sono io basito di come con la spocchia lei pensi di cavarsela. Sono queste le parole pronunciate da Sebastiano Sartoretto alla sesta ora di un consiglio comunale di per sé già infuocato. Toni Aspri, che le dirette interessate, Marica Galante, vice sindaco, e Roberta Garbuio, assessore, non hanno affatto apprezzato. Parole ed epiteti offensivi, dicono in una nota, per il sindaco Stefano Marcon, attacchi al limite della misoginia. Si è superato il limite rispetto alle offese e rispetto a quella che io considero essere un mancato rispetto della condizione di genere. Questo lo fanno con l'assordante silenzio del resto del gruppo delle opposizioni. Anche questa è una questione che secondo me bisognerebbe mettere in evidenza. In questi tempi dove le questioni di violenza sulle donne sono purtroppo quotidiane, io penso che i rappresentanti delle istituzioni debbano dare l'esempio nell'esercizio del loro ruolo. Penso proprio che si demarchi una presunzione misogina e patriarcale che non è la prima volta vediamo essere espressa dal consigliere Sartoretto. Il minimo che dovrebbe fare è chiedere scusa pubblicamente lui e mi aspetterei anche sentire battere un colpo da parte del partito che rappresenta. Il diretto interessato non ci sta. Le critiche erano solo politiche sullo spostamento del mercato e sul posizionamento dell'archivio storico. Credo di non dover chiedere scusa a nessuno, né alle due assessore né tantomeno al sindaco. Nell'ambito di una accesa dialettica politica ho fatto delle affermazioni. Forse il sindaco cerca di buttarla sull'atteggiamento sessista per coprire altre posizioni. Il riferimento è alla questione maltempo, con la città finita sott'acqua 3 volte in 4 mesi. Non sono io che devo chiedere scusa, credo sia Macron che deve chiedere scusa per il suo comportamento alla città, e le tante reazioni di cittadini che hanno avuto danni anche nell'ultimo evento stanno a dimostrare che chi forse deve fare un passo indietro e deve capire che è ora di lasciare è Macron.